Neurona, ferrovia ed emergenti sono le principali qualità della ciliegia di Chiampo, al quale è dedicato questo nuovo appuntamento della nostra tavola. Un altro prodotto Deco caratteristico e soprattutto un prodotto che dalle nostre parti si sente molto come le ciliegie e è evidente come la collaborazione tra amministrazione pubblica e Proloco possa essere finalizzata proprio anche a far conoscere certi prodotti ed attirare turisti e altro pubblico per provarli, per gustarli e per vedere le bellezze di questo paese. Sindaco, perché la ciliegia di Chiampo si è meritata la Deco? Beh, su questo devo ringraziare la precedente amministrazione che si è spesa moltissimo affinché la ciliegia di Chiampo potesse essere riconosciuta come Deco. È importante valorizzare i prodotti locali, la ciliegia è un prodotto fondamentale nella nostra valle, abbiamo un sacco di produttori appunto che spendono le loro energie e il loro tempo nella coltivazione di questo frutto e per Chiampo è sicuramente un onore avere una Deco da poter portare sul tavolo non solamente comunale ma nazionale. A promuovere la ciliegia di Chiampo anche nel 2013 torna la tradizionale mostra provinciale delle ciliegie, giunta alla 52esima edizione. Cominciamo venerdì sera con la cena dell'Oro Rosso, che è molto importante per noi perché in gran parte sarà anche per la solidarietà. La domenica naturalmente è la giornata clou con la mostra del mattino, della domenica mattina, e a ruota ci sarà un'asta, fra virgolette, sarà una vendita delle ciliegie per la solidarietà. La premiazione e l'asta si svolgeranno all'auditorium comunale, poi anche in piazza ci saranno altre iniziative. Appuntamento quindi da venerdì 14 a domenica 16 giugno a Chiampo per la 52esima mostra provinciale delle ciliegie L'Oro Rosso di Chiampo.